Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati con noi e con i nostri ospiti e a me fa particolarmente piacere quest'oggi potervi ripresentare, ma è la prima volta che vengono in questo nostro spazio, il professor Diego De Leo, psichiatra, presidente dell'EOD-Fund, ben arrivato qui con noi. Grazie. E la dottoressa Cristina Trevisan, segretaria generale e responsabile della comunicazione e non solo, raccolta fondi del laboratorio creativo di De Leo Found, ben arrivata anche a lei. Grazie, grazie. Allora, perché i nostri ospiti sono qui con noi? Per una svariata serie di ragioni. Da un lato è prossimo un evento molto importante, più che un evento è una giornata particolarmente significativa dove si parla di solitudine e quando si parla di solitudine si cerca anche di vederne i risvolti, non sempre sono positivi, qui parliamo di quelli che possono essere risvolti non salutari per noi, per tantissime persone, ma di trovare delle possibili soluzioni, quindi degli studi che sono stati condotti e questa giornata sarà il 15 novembre prossimo, ma ce ne racconteranno i nostri ospiti. Dall'altro guardiamo un po' indietro, qualche giorno fa c'è stata una premiazione, un'edizione importante di una premiazione, un riconoscimento di una terna di scrittori che hanno dato vita a dei libri molto interessanti che fanno riflettere su vari aspetti e poi parliamo di De Leo Fund, che cos'è, di che cosa si occupa e qui ci rivolgiamo a chi ha subito un lutto traumatico. Che cos'è un lutto traumatico? Quando si verifica, che cosa può fare un'associazione, un ETS come questa per dare una mano a chi ne ha bisogno e lo fa e allunga tante mani, ci sono tante persone all'interno che danno un aiuto sostanziale. Cominciamo prima le signore. Allora dottoressa, innanzitutto direi che cos'è questa De Leo? Allora, che prende il nome vostro, l'avete creata voi, sì, forse molti vi speriamo che molti vi conoscano, ma abbondiamo nelle informazioni. È stata creata nel 2007. Nel 2007, dopo che sono mancati i nostri figli, ci abbiamo messo un po', ma comunque nel 2007 è partita De Leo Fund che si occupa di dare assistenza alle persone che hanno avuto un lutto traumatico. Un lutto traumatico come un incidente stradale, un suicidio oppure omicidi, sono incidenti che non sono dovuti a delle malattie, per cui sono particolarmente traumatici perché sono improvvisi, inaspettati e dal 2007 ce ne occupiamo, abbiamo una sede a Padova ed è aperta al pubblico, quello che noi facciamo è assolutamente gratuito e ci sono psicologi e psichiatri che sono formati appositamente per dare un'assistenza che può essere individuale, di gruppo, poi ci sono appunto i laboratori di cui mi occupo. È importante ricevere un aiuto anche da parte di un'entità come la vostra o di altre persone che non sono nella stretta cerchia amicale o familiare di chi subisce un tipo di lutto di questo genere che è traumatico anche perché è improvviso, anche il suicidio è traumatico, che è la competenza precipua del professore. Sì, assolutamente. Sì, è fondamentale, cioè, sempre dipende dalle persone, perché c'è chi può avere delle risorse o c'ha una cerchia attorno di persone che possono supportarlo in questi momenti tragici, c'è chi invece si sente solo, per cui avere un sostegno esterno di persone che sanno che appunto possono si chiamano pari, no? Cioè persone che hanno vissuto le stesse esperienze, può essere fondamentale e poi uno si trova all'interno lo spazio che vuole, cioè può venire 2 o 3 volte, avere dei colloqui, però può anche protrarli nel tempo. Certo, professore, un lutto traumatico vuol dire una mancanza irreversibile di una persona che fa parte della nostra stretta cerchia affettiva. Si può superare, questo glielo chiedo dal punto di vista professionale, più che esperienziale tutto, ma proprio oggettivamente. Esperienze direi tante, nel senso che è da molti anni che ci occupiamo di questa materia e io in particolare mi sono sempre occupato del peggiore di queste partenze improvvise che è il suicidio. Le persone riescono a rimettere in gioco un progetto di vita, ecco, forse questo definisce al meglio le cose. I lutti non si dimenticano e forse elaborarli è anche una parola un po' abusata.
nel senso che riesci ad accettarli un po' alla volta, accettare soprattutto la mancanza fisica, che è una delle cose che all'inizio ti mancano di più, però poi queste persone trovano sempre uno spazio dentro di te e tu devi essere aiutato, e questo è il nostro scopo, a cercare di ricostruire un nuovo progetto, insomma una nuova motivazione per andare avanti. E questo è quello che proviamo a fare con le persone. Generalmente riusciamo a dare un sostegno alle persone, come ha detto mia moglie lo facciamo in molti modi diversi, soprattutto combattendo quell'aspetto così peculiare delle disgrazie che è il senso di essere l'unica persona disgraziata al mondo, quindi quella solitudine e qua ci correliamo sì, che prima non esisteva, ma che diventa un quadro qualificante della tua esistenza, perché ti senti una persona che è tra le più sfortunate che ci possono essere. Quindi l'incontro tra l'altro con altre persone parimenti sfortunate è di per sé un tonico, perché ti fa sentire capito da chi parla questo linguaggio strano e difficile da capire, che è il lutto, difficile da capire da chi non l'ha mai provato veramente il lutto, no? E quindi difficile da immaginare che le cose vanno ben oltre la mancanza fisica e quindi la disgregazione di quella idea di vita che ti eri fatto fino a quel momento, i tuoi progetti, il tuo futuro, le tue proiezioni a qualsiasi livello. Ti immaginavi, non lo so, nonna, nonno, la casa per i nipoti, cosa si lascia alle persone, come si accudiscono. In fondo quel progetto di vita che religione o non religione dà un senso alla vita delle persone. Certo. E mi richiedo un'altra cosa, anche se lei è anche presidente italiano di psicogeriatria, quindi si occupa molto degli anziani, delle demenze, delle forme di degenerazione, rivolto invece ai più giovani, e questo cercando di rispondere ad alcune mail che ci sono pervenute, quando muore un genitore e i figli sono ancora in giovane età, adolescenziale o quant'altro, c'è un modo diverso di elaborare questo lutto traumatico, dove già il genitore che resta deve fare un suo percorso, però dove ci sono dei figli che a volte prendono delle strade psicologicamente inimmaginabili, perché non riescono a elaborare una mancanza, e questa società è forse più fragile da questo punto di vista. Lo chiedo a lei, professore, dopo lo chiedo anche a lei anche come donna, insomma, come mamma. Beh, direi che le cose sono un po' diverse, nel senso che se tu perdi un genitore perché ha avuto un incidente stradale o sul lavoro, sei portato ad elaborarlo in un certo modo, a parte la rivendicazione che poi accade nel mondo del lavoro, che è più che legittima. L'incidente stradale già è una cosa diversa, soprattutto se compiuti da solo. Ma direi che le proiezioni future sono molto diverse se il genitore si è suicidato, perché lì i sentimenti sono molto diversi, l'accettazione del lutto, le domande che una persona continua a farsi, quella ricerca di verità. Anche i figli in modo particolare, si assumono delle responsabilità, vero? Si fanno delle colpe. Quindi direi che sono situazioni che possono essere profondamente diverse e quindi vissute, accettate, insomma, elaborate in modi molto differenti. E quindi ci vuole particolare attenzione e delicatezza nell'affrontarli. Ci vuole perizia, competenza, umanità, che è una parola abusata, ma che in realtà è quella che serve veramente da coibente tra te e le persone, perché in fondo le persone si rivolgono a noi quando non sanno a chi altro rivolgersi. E quindi c'è anche non è una cosa piacevole, perché... No, nel senso che quando ero piccolo io avevo la casa piena di preti,
quindi c'era questa possibilità di confrontarsi con loro, di chiedere aiuto, c'era la religione, c'erano le regole, c'era una guida molto consolidata, insomma, e adesso c'è una difficoltà importante, no? Ieri ho letto una notizia su un quotidiano che dava il catechismo sospeso per mancanza di adepti, e quindi stiamo vivendo... Anche la fede in qualche cosa. Insomma. Esatto, stiamo vivendo una transizione che è molto diversa, ma che è fatta anche di molte assenze, quindi di queste figure che ti potevano dare un appoggio spirituale. Adesso non ci sono tante figure che ti danno un appoggio commerciale, ma non un appoggio spirituale, e quindi qualcuno ti dovrà pure aiutare quando sei in difficoltà, ma non è che tu vai dallo psichiatra o dallo psicologo come paziente, devi stare attento, tu vai da loro perché hai bisogno di una parola di supporto, ma una parola ben detta, un atteggiamento competente, qualche cosa che possa veramente aiutarti nel tuo tragitto faticosissimo, dolorosissimo della perdita e di come accettare che questo fatto sia accaduto. Leggo il messaggio, poi do la parola anche alla dottoressa, se dalla regia ce lo rimettono in onda così lo vediamo un attimo anche insieme. Il lutto fa parte della nostra vita e lo incontriamo tante volte durante la nostra esistenza, ma non ci si abitua mai, soprattutto se coinvolge i tuoi cari, scrive un telespettatore o una telespettatrice. Certo. Ecco, dottoressa, rispondendo anche al messaggio e rifacendosi anche a questo aspetto di chi cerca un supporto anche proprio per la propria famiglia, per aiutare i propri figli a superarlo, voi vi rivolgete anche ai più giovani? Sì, sì, anche ai più giovani. Ci siamo accorti un po' di anni fa che volevamo cercare un modo per avvicinarci di più, e abbiamo aperto anche un servizio di live chat che funziona molto, e cioè persone che invece di chiamare chattano in diretta, perché noi abbiamo un orario che è dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, dove sempre risponde qualcuno o col computer via chat o via telefono, per cui questo ha fatto in modo che insomma, avessimo anche dei contatti con i giovani. Come diceva mio marito, sicuramente sono i ragazzi che ci contattano, le persone più giovani, sono quando hanno perso un genitore per suicidio, perché è lì che è più problematico. Infatti, abbiamo avuto dei periodi anche in cui questo era abbastanza frequente, dopo se ne evita anche di parlare per non indurre a riflettere su questo tema e quindi portare emulazioni che non è il caso assolutamente di fare, insomma. Cercando di vedere anche in positivo, in modo costruttivo, qui stiamo vedendo tanto le pagine del vostro sito, scrive il nostro operatore quello che lei stava facendo riferimento, potete anche voi guardarlo, dell'EOFound sul web, è www.deleofund.org. Deleofund.org. Perfetto. Professore, voi avete avuto idea anche di dar vita a una premiazione dove questi scrittori toccano delle corde anche particolari. Ogni anno, in modo, nell'edizione scorsa c'è stato un certo tipo di versante, quest'anno un altro. Da che cosa è nata questa iniziativa? Beh, nasce dalla nostra filosofia, da quello che ci siamo proposti, nel senso che dare un progetto nuovo di vita alle persone spesso richiede degli esempi, cioè non è che io me le invento da solo facilmente e magari attingo qualche insegnamento, qualche informazione, qualche nuova strategia leggendo delle cose, ascoltandole, vedendo altre persone che come me hanno subito questa tragedia. Quindi il libro della vita, si chiama proprio così questo premio letterario, nasce dal desiderio di premiare un'opera letterariamente valida, ma che funga anche da ispirazione per la vita delle persone. Quest'anno abbiamo premiato Anita Lichtmetha, che è un'albanese, tra l'altro. È un'imprenditrice che è diventata scrittrice, sì, che ha vissuto l'Albania del comunismo e che ha veramente sofferto malversazioni e violenze di ogni genere e soprattutto le ha viste soffrire molte altre persone.
e però è riuscita in qualche modo ad emergere, a sopravvivere a questo sfascio, a questo degrado di questa società e a ricostruirsi una vita. Quindi questo premio, magari Anita non è una scrittrice professionista, però il suo libro è molto asciutto, molto ironico, si legge molto facilmente, quindi anche per un pubblico più giovane, non esperto di letteratura, può essere una guida interessante, no? a come farcela. Certo. E questa era proprio l'anima del premio, certo. fondamentalmente. Lo interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità, dobbiamo interrompere qualche secondo. Restate sempre con noi, se volete scriveteci o mandateci WhatsApp, tra poco.